E allora Vito, per quanto riguarda Jesolo io direi che sarebbe anche il caso, poi lo sentiremo magari qualche rappresentante, c'è una società molto attiva qui a Jesolo. Beh, certo, e vogliamo ricordarla perché sembra giusto. Certo, certo, ma noi, come dire, come ovvio, siamo, la federazione è un supporto all'attività del territorio, certamente non è la federazione che pratica e fa praticare atletica, ma sono le società, sono i tecnici, i dirigenti che sul territorio quotidianamente lavorano, e quindi qua a Jesolo con l'atletica Jesolo Turismo, che è, come dire, magistralmente condotta dall'amico Walter Colbacchini, da anni pratica attività di base con i ragazzini, con i bambini dall'inizio, come dire, e fino a tutto il percorso dell'attività giovanile in modo assolutamente splendido ed efficace. Quindi è chiaro che questo trova un riscontro, trova una risposta anche attraverso l'organizzazione di questi bellissimi grandi eventi in questo impianto, che credo sia uno degli impianti più belli che abbiamo non soltanto nel Veneto, ma tra i più belli che abbiamo anche in Italia. Quindi un impianto assolutamente in grado di poter ospitare manifestazioni anche a livello assoluto, a livello top, come già è accaduto negli anni passati. E il ringraziamento ovviamente va anche a chi conduce la comunità di Jesolo, quindi al primo cittadino, quindi all'amministrazione comunale di Jesolo, che sta investendo proprio in queste manifestazioni sportive, che ovviamente loro hanno il compito di promuovere la località di Jesolo, e quindi ovviamente lo fanno sì per spirito sportivo, ma anche per il loro dovere di promuovere la località di Jesolo. Quindi doveroso il ringraziamento anche per queste persone che si applicano nello sport. Guarda, questo potrebbe essere un esempio, come dire, per molte altre amministrazioni. Lo sport e l'atletica leggera sono un binomio, cioè, come dire, la località turistica e l'atletica leggera sono un binomio assolutamente vincente. È ovvio che quando una località conosciuta a livello internazionale, turistica come Jesolo, decide di promuovere la propria immagine anche attraverso uno sport bello, di massa, popolare come l'atletica leggera, dà una risposta anche a quelle che sono le aspettative come dire, di tipo turistico. Questo naturalmente a noi fa piacere, perché le due cose non sono assolutamente incompatibili, ma anzi complementari. Promuovere i territori e promuovere lo sport, quando lo si fa in modo bello, pulito, ampio, così come può essere la nostra attività sportiva, assolutamente questo ci fa piacere. E il fatto che Jesolo per il quarto anno consecutivo, e l'anno prossimo sarà il quinto, chieda ed ottenga di poter ospitare manifestazioni di atletica a livello nazionale, vuol dire che, insomma, tutto sommato sono contenti anche loro, oltre ad esserlo naturalmente noi. Bene, e allora ringraziamo Vito Vittorio, e lo ringraziamo anche per questa sua, come dire, iniezione di fiducia e di entusiasmo, perché si traspare dalle sue parole proprio l'entusiasmo per la sua attività di presidente e di stimolatore dell'atletica veneziana. Intanto sta per partire la quarta serie con Graziella Cermaria, Fulvia Frezza, Renate Prast, Silvia Servadei, Anna Sanna, Stefania Giulivi e Ivana Fella, dalla seconda all'ottava corsia. Attenzione, 13,9, settima corsia, Stefania Giulivi, potrebbe essere lei ad aggiudicarsi questa serie. Sono tutte concorrenti che hanno personali dai 14,5 ai 13,9. Come sempre silenzio in tribuna quando parte una gara di velocità, perché gli atleti devono percepire in maniera netta i comandi dello starter. Si mette subito in evidenza in corsia 8, però a sorpresa Ivana Fella della Giovanni Scavo 2000, e va a vincere l'atleta, e ancora purtroppo non siamo in grado di vedere il tempo dal campo, non viene il tempo della gara, però vince l'atleta romana, la Giovanni Scavo 2000. Quindi dicevo, Vito, grazie per la tua iniezione di speranza e di fiducia e per il tuo entusiasmo
rispetto a quella che è l'attività atletica in generale, e siamo curiosissimi di vedere che cosa succederà il prossimo anno, visto che ne abbiamo viste di tutti i colori in questi ultimi anni. Per Piero Ronzi del Vittorio Chieri di Asti. Dell'atletica, e questo è quello che siamo in grado di fare, lo facciamo con vera e sincera passione. Bene, grazie Vito e in bocca al lupo per le tue prossime attività. Andiamo con uno spot pubblicitario, poi riprenderemo con le immagini dal campo. Ecco, siamo tornati in diretta con le immagini che vanno ad inquadrare la linea di partenza dei 100 piani donne. Abbiamo visto in precedenza le 4 serie precedenti, con la vittoria nell'ultima serie di Ivana Fella del Giovanni Scavo 2000. Il tempo purtroppo non l'abbiamo visto, e vedremo ora la composizione della ultima, la serie sulla carta più forte delle concorrenti, con personali anche piuttosto interessanti. Andiamo a vedere in corsia 2 per la Virtus Castenedolo correrà Marinella Signori, che è accreditata di un 13,22. In corsia 3 per la Atletica Pistoia, accreditata di 14 netti, Cristina Benedetti. Corsia 4 per l'Assi Giglio Rosso Firenze, accreditata di 13,88, Susanna Giannoni. In corsia 5 per l'Atletica Leggera Portici, accreditata di 13,6, Anna Marino. In 6 per l'Atletica dei Gelsi di Roma, Serena Caravelli, che ha un tempo di accredito di 12,79. In corsia 7 l'atleta più accreditata, un tempo di 12,55, gareggia per i colori dell'Atletica Insieme New Food Verona, Daniela Di Luzio. In corsia 8 Trieste Atletica, la sua società, 13,38 il tempo di accredito, Alessandra Grasso. Questo è l'elenco completo delle concorrenti in partenza in questa ultima serie. Da questa serie potrebbe uscire la vincitrice della gara, ma però ricordiamo che, come ricordato in precedenza, ci sono le tabelle di compensazione che poi daranno la classifica finale. Silenzio in tribuna e vanno sui blocchi le concorrenti: Signori, Benedetti, Giannoni, Marino, Caravelli, Di Luzio, Grasso, dalla seconda all'ottava corsia. Speriamo anche di poter vedere almeno in quest'ultima serie il tempo del vincitrice. E partenza valida, avvio veloce in corsia 7 di Daniela Di Luzio. Daniela Di Luzio insediata all'interno da Serena Caravelli, sono le due più quotate, e forse Di Luzio purtroppo cade. Caravelli, speriamo non sia niente di grave, e ancora non è possibile vedere il tempo della vincitrice. Bel duello tra la portacolori dell'Atletica dei Gelsi di Roma e la portacolori dell'Insieme New Food Verona, Daniela Di Luzio, questa splendida società veronese che è molto cresciuta negli ultimi anni e sta esprimendo grandi risultati, proprio come ho ricordato in precedenza per quanto riguarda l'Atletica alla Biotecna Marcon. Anche l'Atletica Insieme New Food Verona sta esprimendo grandi risultati dalle categorie giovanili, con grandi talenti che stanno crescendo. Uno su tutti vorrei ricordare quella Francesca Tomasi, che ha polverizzato tutti i record regionali nei 1000-2000 e che ora, dopo aver superato un periodo difficile di salute, sta ritornando a correre ad alti livelli. Dicevo della New Food Verona, quindi anche in questo caso una vittoria di quella società, Daniela Di Luzio.
purtroppo non abbiamo il tempo della vincitrice. Quindi con questa quinta serie si sono concluse le serie dei metri 100 femminili. Tra poco avremo quelle dei 100 piani maschili. Anche nel settore maschile ne avremo 6 di serie, quindi mi pare che sia terminata intanto la prima serie del lancio del disco maschile, dove abbiamo visto risultati piuttosto interessanti da parte di atleti che vorrei citare qualche nome di questi atleti, perché è giusto citarli. Flavio Asta, grandi atleti anche del passato, Flavio Asta, poi ancora Carmelo Rado, e buoni risultati anche per Italo Cortechini, e poi vedremo la classifica, perché appunto Carmelo Rado è una M80, ha lanciato a 37,08, che mi sembra una misura piuttosto considerevole data la veneranda età dell'atleta, che abbiamo visto peraltro in splendida forma. Nel secondo gruppo avremo concorrenti che hanno personali intorno ai 30, superiori ai 30 metri, ma magari anche più giovani, quindi vedremo cosa sapranno esprimere gli atleti del secondo gruppo. Nell'alto intanto siamo a 1,54 e ha saltato con un salto positivo Carlo Pozzi della Avis Suzzara, che non ha nessuna misura di accredito, ma penso sia l'ultimo. Lui lo spiega. Che c'è un errore per quanto riguarda la gara del salto in alto uomini. L'atleta che è in gara solitario, peraltro, che sta tentando ora con poca fortuna purtroppo il secondo tentativo, Carlo Pozzi, non è dell'Avis Suzzara ma del Daini Karate Brianza, quindi noi prendiamo atto di questa notizia e correggiamo doverosamente il nome della società, Daini Karate Brianza. Ha ancora un tentativo a disposizione l'atleta lombardo per tentare di superare, è rimasto l'ultimo atleta in gara di questo primo gruppo. Poi avremo un secondo gruppo piuttosto interessante, anche con misure di accredito che fanno ben sperare anche per così, il livello tecnico di questa gara. Terzo tentativo intanto per Carlo Pozzi, Daini Karate Brianza, che sta tentando di incrementare ulteriormente la sua già positiva prestazione. Non riesce e conclude così la sua fatica. Carlo Pozzi, mentre tra poco inizierà anche la gara del secondo gruppo delle saltatrici in lungo. In lontananza vediamo anche, non è stata ancora inquadrata la pedana del getto del peso, ma insomma è iniziata anche questa gara, un po' lontana per noi da seguire, mentre vediamo che si sono portati nella zona di partenza i concorrenti della prima serie dei metri 100 piani uomini. Sono tutti atleti privi di accredito, quindi potrebbe anche uscire qualche sorpresa da questa prima serie. In corsia 2 c'è Vincenzo Conti della Biotecna Marcon, in 3 Matteo Schino dell'Atletica Ambrosiana, in 4 Michele Cavallari della San Giovanni Scavo 2000,
in 5 Roberto Blasina della Biotecna Marcon, in corsia 6 Georg Turner della Sport Club Meran, in 4 Stefano Macrillò, in 7 Stefano Macrillò della Sigillo Rosso Firenze, ed in corsia 8 Massimo Binelli dell'Atletica Pistoia. È questo l'elenco dei concorrenti della prima serie dei metri 100 piani uomini. Ricordavo in precedenza che sono 6 le serie, quindi come già è successo precedentemente gli atleti più accreditati sono nell'ultima serie, e speriamo che finalmente sia possibile sistemare il display. Ecco, allora ho avuto modo di conversare con i tecnici del cronometraggio e ci hanno promesso che dalla prossima serie ripartirà il cronometraggio, quindi avremo modo di vedere i risultati e almeno il tempo del vincitore della serie in questione. Tra poco entreranno i concorrenti della seconda serie del salto in alto uomini, mentre ancora non è iniziata la gara del lungo femminile in seconda serie, una seconda serie che si preannuncia peraltro anche abbastanza interessante, proprio per la presenza di concorrenti che hanno al loro attivo personali superiori anche ai 5 metri, quindi gara che potrebbe essere anche di buon livello. Sono pronti dietro i blocchi i concorrenti e sta per partire la prima delle 6 serie dei 100 piani uomini. Nessun atleta di questi è accreditato di un tempo, quindi vediamo che cosa uscirà da questa prima serie. Partenza valida e avvio molto veloce di Matteo Schino, ma rinviene in corsia 1 Vincenzo Conti della Biotecna Marcon, ed è doppietta della Biotecna Marcon con Conti che va a vincere in 11,91. Lo dicevo che potrebbe aver avuto qualche effetto positivo questa prima serie con atleti privi di accredito. Infatti 11,91 è un tempo di tutto rispetto e ottenuto da un atleta della Biotecna Marcon, tanto per dire, visto che Vito è qui vicino a me. 11,91 dicevo per la vittoria di Vincenzo Conti, Biotecna Marcon, però anche un secondo posto di Roberto Blasina, quindi interessante questa prestazione della prima serie. Nella seconda serie intanto vediamo che la telecamera sta inquadrando la pedana del getto del peso, dove si sta svolgendo la prima serie di lanci da parte delle atlete, con una ventina di concorrenti e personali che c'è un'ottima misura con Arianna Toppi che si presenta da Giovanni Scavo con 11,83. Il tabellone non è girato
C'è intanto un 9,22 da parte di Donata Scacciati della Giglio Rosso Firenze, che si presentava con 8,19. Intanto al centro del campo possiamo inquadrarlo, c'è la premiazione della gara del lancio del martello, delle prime 3 concorrenti della gara del lancio martello. Vediamo che è salita per prima la terza concorrente, Maria Letizia Bortolozzi dell'Asse Giglio Rosso Firenze, al terzo posto con 98 punti, 31,69 di misura. Al secondo posto c'è Waltraud Mattedi della Südtirol Team Club, 39,92, 99 punti, ma la vincitrice è la campionessa europea Master SF70, Maria Luisa Fancello dell'Asse Giglio Rosso Firenze, che ha ottenuto 100 punti, che con la tabella di compensazione risponde alla misura di 29,87. Questo è il podio che vediamo inquadrato della gara del lancio del martello, che si è svolta prima di mezzogiorno. È stata la prima gara, quella che ha dato inizio a questa finale nazionale di campionato di società master, quindi escono le concorrenti premiate e proseguiamo con le nostre immagini. Siamo ancora nella pedana del peso con 5,78, vediamo di Elisabetta Cernitz dell'Atletica dei Gelsi. Ora è il turno di Tiziana Stanziani della Roma Atletica. Sembra buono questo lancio dell'atleta romana. Bandiera bianca, un lancio superiore ai 10 metri, quindi grado anche di incidere sulla classifica finale. Vediamo la misura dell'atleta romana. Purtroppo questo tabellone girato sempre dalla parte opposta non ci permette di 11,08, quindi notevole misura da parte dell'atleta romana, che mette una seria ipoteca sulla vittoria di questo primo gruppo. Ora è il turno di Ljubok Dovopoljuk, ma è partita intanto, ma non è partita in effetti, perché c'è stata una falsa partenza. Non mi pare che sia valida la regola, per cui credo che il regolamento sia simile a quello del settore giovanile. Andiamo a presentarla, visto che tornano sui blocchi i concorrenti. In corsia 2 c'è Giulio Mallardi della SEF Macerata, in 3, quindi c'è solo una munizione in effetti, in 3 c'è Paolo Picciau della Amsicora Cagliari, in 4 Silvano Planck della Südtirol Team Club, in 5 Fabio Rossi della Asse Giglio Rosso Firenze, corsia 6 per Hans Leimer Sport Club Meran, in 7 Aldo Cambiaghi Roadrunners Club Milano, e in corsia 8 Giuseppe Dessardo Trieste Atletica. Personali dai 15 ai 14 secondi. Valida questa volta la partenza e si mette in luce in corsia 3, Paolo Picciau, ancora Sardegna sugli scudi. Paolo Picciau che va a vincere in 13,69. Paolo Picciau è un SM55 della Amsicora Cagliari. Si era presentato a questa gara con 14,09, quindi notevole miglioramento da parte dell'atleta sardo. Ora scorrono anche addirittura i risultati degli atleti, non solo del primo ma anche degli altri atleti, quindi 13,69, molto buona la prestazione di Picciau, che si migliora di ben 4 decimi, che non è un'inezia per quanto riguarda la gara di velocità. Quindi siamo alla seconda serie, ma rimane sempre ovviamente come miglior risultato l'11,91 ottenuto da Vincenzo Conti nella prima serie. Visto il lancio nel peso di Rossana Tonini della Santa Monica di Misano, zona motoristica per eccellenza. Abbiamo visto uno splendido Gran Premio domenica scorsa. Ora
però va in pedana. Questo era il lancio di Arianna Toppi, che ha un personale superiore agli 11 metri, ma mi sembra leggermente inferiore agli 11 metri questo dell'atleta della Giovanni Scavo 2000, 10,84 per lei, circa un metro inferiore al suo personale. È il turno di Angela Frattini, se non erro, perché purtroppo non ci fanno vedere il tabellone e quindi non è possibile conoscere chi sta lanciando. 19, quindi si tratta di Anna Magagni della Quadella Bologna, 9,21 per lei, premiato personale tra l'altro per l'atleta bolognese. Nel frattempo vediamo che si stanno preparando i concorrenti della terza serie e andiamo a presentarla questa terza serie. In corsia 1 correrà Gianni De Marzi della Virtus Este Valbona, è un M50. In corsia 2 Marco Coccato della Roadrunners Club Milano. In corsia 3 Gabriele Bruno Nicolosi del CUS Palermo. In 4 Stefano Pozzi della Daini Karate Brianza, che abbiamo visto vincere la prima serie della gara del salto in alto. In corsia 5 Teodoro Marraffa della Giovanni Scavo 2000. In 6 Piero Cavallini Virtus Este Valbona. Corsia 7 Claudio Rapaccioni della Roma Atletica. E in corsia 8 Gianfranco Patanella, dilettantistica puntese di Catania. Sono tutti atleti che hanno personali dai 12,97 ai 13,89, quindi con personali abbastanza interessanti. Il più quotato di questa gara è il Gianni De Marzi della Virtus Este Valbona, un M50 che si presenta a questa gara con 12,97 di personale. 9,74 nel peso intanto per Dalia Glinschiene della Roma Atletica. Parte la terza serie. Serie che è la partenza, mentre sta per iniziare anche la seconda serie del salto in lungo femminile. Grande avvio in corsia 2 di Marco Coccato del Runners Club Milano, velocissimo Marco Coccato, Runners Club Milano, che va a vincere con il tempo di 12,91, che se confermato è il nuovo primato personale stagionale. 12,91 per l'atleta milanese. Sì, confermato il 12,91 di Coccato, che quindi si aggiudica questa terza serie. E intanto ci ha raggiunti un certo Sergio Baldo, veneziano doc, direi, che oltre ad essere un alto dirigente delle Fiamme Oro di Padova, responsabile tecnico mi pare, è anche un consigliere nazionale della FIDAL, quindi in questa giornata è qui in rappresentanza della FIDAL. Ecco, Sergio Baldo, ex saltatore in alto di grande valore, ha seguito queste prime gare. Cosa pensi intanto di questo movimento dell'atletica amatoriale che qui oggi si esprime con il meglio delle società? Ovviamente non è il meglio del meglio, ma sono i migliori elementi delle prime 24 società.
che anche in questa categoria ci sono delle eccellenze. Io prima mi sono fermato a salutare Daniele Pagani, ricordiamolo, finalista agli europei di Spalato con 2,28, quindi sono degli atleti che hanno un passato di atletica importante, quindi sanno dare a questo movimento tante cose. Abbiamo visto anche Lamberto Boranga, che ha un passato di grande atleta del calcio, che ha abbracciato l'atletica dopo aver abbandonato il calcio. E qui che gareggiano sono anche allenatori degli atleti giovani, ci sono giudici gara, c'è tutto quello che racchiude il movimento dell'atletica leggera. Per me è una scoperta. Jesolo è una realtà che ospita manifestazioni ormai da anni di livello nazionale, e credo sia anche quest'anno pronta a ricevere questa manifestazione. Quindi grande manifestazione a Jesolo, dopo, come abbiamo ricordato prima con Vito Vittorio, il presidente provinciale, dopo le manifestazioni degli anni passati giovanili, ora l'atletica amatoriale. Prossimo anno? Il prossimo anno a ottobre ci saranno le conferme delle candidature per la stagione 2015. Jesolo chiaramente ambisce a una manifestazione importante. Non vogliamo svelare le candidate, però è chiaro che tutti aspirano a fare un campionato importante. I campionati importanti giovanili sono i campionati italiani junior e promesse, piuttosto che i campionati allievi cadetti. Non credo si possa parlare di un campionato assoluto, perché è già stato assegnato a Torino il prossimo anno, nel 2015, quindi la città del Piemonte ospiterà questa manifestazione. Tutte le altre manifestazioni verranno assegnate nel mese di ottobre. Bene, sospendiamo un attimo questo discorso perché sta per partire la quarta serie dei metri 100, la andiamo a presentare. In corsia 1 c'è Gabriele Carniato della Tortellini Voltan Martellago, in 2 Carlo Canaccini dell'Atletica Pistoia, in 3 Paolo Bassi della Vittorio Alfieri di Asti, in 4 Thomas Oberhofer della Sud Tirol Team Club, in corsia 5 Antonio Rossi dell'Athlon Bastia di Bastia Umbra, in 6 Mario Bonaccorsi della Dilettantistica Puntese di Catania, in corsia 7 Enzo Proietti della Roma Atletica ed in 8 Giacomo Biviano Trieste Atletica, tutti personali molto vicini ai 12,50, a cavallo dei 12,50, quindi cresce di livello questa gara dei 100 piani uomini. Poi ci saranno altre 2 serie, poi riprenderemo il discorso con il consigliere Sergio Baldo, che secondo me avrebbe anche voglia di ritornare a fare l'atleta vedendo queste gare. Ancora molto atletico. Beh, salto in alto direi di no, però qualche altra specialità sì. Non ti ha ancora chiesto Guerrino Boschiero di entrare nella squadra master? No, ma penso che lui sappia poi il mio passato di interventi chirurgici, quindi sì, sta ben lontano da questa proposta. Ecco, sta per partire la serie numero 4. Partita, no, purtroppo tornano sui blocchi i concorrenti, e allora diciamo così, tu sei anche dirigente delle Fiamme Oro, la Polizia di Stato da sempre collabora con l'organizzazione di grandi eventi. Che ruolo ha un ruolo anche in questa manifestazione la Polizia di Stato per l'organizzazione di questa manifestazione? Certo, noi da sempre cerchiamo di mettere a disposizione del movimento atletica leggera non solo i tecnici, gli atleti, la nostra struttura, perché è anche sede di allenamenti e di raduni federali, non solo quelli regionali ma anche quelli nazionali, ma poi quando si tratta di poter mettere in campo anche mezzi, in questo caso tutta la logistica di accoglienza per quanto riguarda le squadre che arrivano agli aeroporti e i bus navetta che girano per gli alberghi, ecco, cerchiamo di dare anche questo servizio anche a queste manifestazioni che vediamo sono molto apprezzate. Ecco che tornano sui blocchi i concorrenti della quarta serie: Carniato, Canaccini, Bassi, Oberhofer, Rossi, Bonaccorsi, Proietti, Biviano.
partita, quarta serie in pieno svolgimento. Si mette in evidenza in corsia 8 Giacomo Biavano, insediato in 2, ma è Biavano insediato in 2, dicevo, da Carlo Canaccini. Biavano vince con 12,40, che, se confermato, è il suo nuovo primato stagionale. Dicevo attività amatoriale, ma voi delle Fiamme Oro, parliamo un po' delle Fiamme Oro visto che sei qua, le Fiamme Oro sono cresciute enormemente nelle ultime stagioni per quanto riguarda il giovanile, quindi grande impegno nella propaganda, nella propagare lo sport dell'atletica nel giovanile. Sì, è stata un po' una scommessa, diciamo è un'idea che è partita da noi, nel senso che abbiamo voluto scommettere su dei tecnici molto giovani, cioè dei tecnici che stavano finendo una carriera agonistica e che magari avevano fatto un percorso di studio appropriato, quindi una laurea in scienze motorie, e abbiamo affidato loro l'incarico di poter far crescere un gruppo di giovani. Parlo di Rosanna Martin, di Lara Rocco, di Federico Dell'Aquila, di Nicola Sorgato. Sono dei tecnici che sono stati coinvolti in questo progetto, un progetto che è partito con poche decine di atleti, adesso ci troviamo a oltre 200, centinaia, direi. Poi siamo a oltre 200, 200 atleti. Quest'anno abbiamo chiuso le iscrizioni alle categorie esordienti, ci concentriamo molto di più sulle categorie dei ragazzi, cadetti e allievi. Abbiamo 2 sedi, la sede di Padova e la sede di Monselice, e diciamo che siamo molto soddisfatti. Io, come responsabile del settore, sono orgoglioso di aver affidato a Rosanna Martin la guida del settore giovanile ed essere stata capace di coinvolgere anche i tecnici in un successo che è non solo di numeri ma anche di risultati. Parli di Rosanna Martin, che io conosco molto bene, tra l'altro. Giochiamo in casa. Esatto. No, volevo dire, c'è prospettiva che questi atleti poi abbiano l'assistenza di cui usufruiscono i grandi atleti delle Fiamme Oro, eventualmente qualche talento di questi possa entrare nel novero della squadra assoluta delle Fiamme Oro? Sì, allora, noi abbiamo già un caso che è Andrea Caiaffa, un atleta che è 2 volte campione italiano nel disco e nel lancio del peso. Che ha vinto tutto quello che c'era da vincere nel giovanile. Nella categoria allievi, e che poi ha fatto un percorso e ha vinto il concorso per atleti arruolati in Fiamme Oro. Per quegli altri atleti che non hanno la possibilità di accedere a un concorso pubblico, è chiaro che nella categoria junior noi non sono categorie che poi seguiamo, perché la seguiamo solo junior, promesse e poi assolute, seguiamo solo gli atleti arruolati. Verranno messi a disposizione, adesso stiamo facendo fare un percorso loro alle altre società, le società del Veneto, le società che magari riescono a dargli uno spazio, perché a un campionato di società può mancare il triplista piuttosto che il saltatore con l'asta. Ecco che allora a quel punto, laddove non riusciamo a dargli una prospettiva nella squadra assoluta, degli atleti arruolati verranno messi a disposizione delle società venete. Quindi prospettive, diciamo, di non abbandono dell'attività, ma di essere impiegati come protagonisti in altre società, magari di non primissimo livello come le Fiamme Oro, però insomma le società nel Veneto ce ne sono tante, esatto. Da Vissabano Atletica Vicentina alla Coin Biotecna Marcon, Industria Padova, poi nel Veronese, nel Vicentino Veronese, piuttosto che andare anche verso Bellunese, l'Atletica certo. Conegliano. Insomma, ce ne sono, e credo che uno spazio in queste categorie lo trovano, soprattutto per magari divertirsi, a avere un ruolo importante a un campionato di società junior. Prospettive di eventualmente attività amatoriale nelle Fiamme Oro? Assolutamente no, perché come statuto noi abbiamo l'attività con gli atleti arruolati, quindi l'attività... Chiedo scusa che se permetti presento la prossima serie, poi concludiamo il discorso. Allora, in corsia 1 c'è Paolo Zamponi della SEF Macerata, in 2 Paolo Barchi della Fratellanza, in 3 Massimo Clementoni della Amatori Rimini, in 4 Angelo Bonzi della Virtus Castenedolo, in 5 Maurizio Ceola Master Atletica, in 6 Augusto Picchedda della Sicora Cagliari, Paolo Mazzocconi in 7ª per Amatori Rimini, e poi Ionni Leoni della Quercia Trentingrana in corsia 8. Tutti concorrenti con personali a cavallo dei 12 secondi, quindi comincia a migliorare il livello tecnico, diciamo così, di questo.
ed è la maglia rossa di Master Atletica che va a vincere questa quinta serie con Maurizio Ceola, che si esprime in 11,95 migliorando sensibilmente il suo personale. Scusami se ho interrotto, completiamo. La precedenza va alle gare. Le richieste per fare l'attività amatoriale sono tante, perché anche tanti sono gli atleti che adesso sono nella categoria master, che vorrebbero vestire di nuovo la maglia delle Fiamme Oro. Sono stati nel passato, chiedono di poterla vestire anche in questa categoria. Non è possibile per lo statuto nostro, noi facciamo attività assoluta e facciamo attività del settore giovanile. Ci mettiamo a disposizione in organizzazioni come queste, dando le risorse e facendo delle iniziative. A Padova c'è un'iniziativa che ogni giovedì sera è il Corri per Padova, c'è tutte quelle iniziative che sono rivolte a questa categoria ma che non ci vedono protagonisti come società. Bene, ti ringraziamo Sergio e ti facciamo tanti auguri per la tua attività. Ormai sei nelle alte sfere dell'atletica, sicuramente porterai la tua esperienza. Io direi di fare un grosso in bocca al lupo a questi ragazzi, che il tempo riesca a reggere, perché oggi veramente il clima... Sì, speriamo bene anche per domani magari. Esatto, diciamo che l'impianto è un bellissimo impianto, un impianto autocorsia, l'organizzazione mi sembra ottima, i ragazzi li vedo molto motivati anche se non sono più giovanissimi. In bocca al lupo a tutti. Grazie Sergio, e andiamo con uno spot pubblicitario. Ciao, grazie. Torniamo con le immagini sulla pista per inquadrare la zona di partenza dei 100 piani, perché tra poco partirà l'ultima serie, la serie con gli atleti più accreditati. Intanto abbiamo visto la vittoria di Maurizio Ceola, mentre stavamo parlando con Sergio Baldo, consigliere nazionale, giovane consigliere nazionale e uno degli atleti, dei dirigenti emergenti dell'atletica italiana. Abbiamo visto la vittoria di Maurizio Ceola, che ha portato il personale. Maurizio Ceola che ha portato il suo personale da 11,08 a 11,95. La prossima serie si preannuncia molto interessante, perché tutti i concorrenti hanno personale inferiore ai 12 secondi, addirittura ce n'è uno che ha un personale inferiore agli 11 secondi. Andiamo a conoscerli, questi protagonisti della sesta ed ultima serie. In corsia 1 c'è Rosario Mauri della Daini Karate Brianza, che si presenta con un personale di 11,85. In 2 c'è Fausto Tegorelli della Master Atletica, 11,91 di personale. In 3 Francesco Di Leonardo, Tortellini Voltan Martellago, 11,55 il suo tempo di accredito. In corsia 4 Walter Comper della Virtus Castenedro di Brescia, che è accreditato di 11,30. In corsia 5 c'è l'atleta più accreditato, che potrebbe sicuramente gareggia anche nel settore assoluto, Marco Aldo Alaimo del CUS Palermo, che si presenta con un tempo di accredito di 10,87. In corsia 6 Giancarlo Doro della Atletica Ambrosiana, 11,65 il suo tempo. In 7 Giordano Mariani della Athlon Bastia Umbra, 11,89. E in corsia 8 Massimiliano Grandisolli della Quercia Trentin Grana, che ha un tempo di accredito di 11,56. Signori, andiamo a seguire questa serie, la serie più qualificata di metri 100, che conclude quindi il programma le 6 serie della gara di velocità. Attenzione alla corsia 5, dove è impegnato Aldo Marco Alaimo, 10,87 di personale. C'è un po' di nervosismo alla partenza, come è logico, quindi tornano sui blocchi i concorrenti.
tornano dietro ai blocchi tutti i concorrenti. Dicevo che per quanto riguarda il settore amatoriale vale la stessa regola del settore giovanile, si viene esclusi dalla gara solo alla seconda falsa partenza, quindi tornano tutti sui blocchi e si riparte. Silenzio assoluto in tribuna per questa interessantissima sesta serie dei metri 100 uomini. Questa volta è valida la partenza e subito si mette in evidenza Alaimo del CUS Palermo. Al suo interno c'è anche Walter Comper in buona evidenza. Alaimo va a vincere con il tempo di 11,47. Sarebbe interessante conoscere anche l'entità del vento, ma non mi pare che sia molto molto intenso il vento. 11,47 il tempo di Alaimo. Al secondo posto c'è Comper. Al secondo posto c'è Walter Comper della Virtus Castenedolo e poi Grandisoli della Quercia Trentingrana, e sono gli atleti che sulla carta erano i favoriti. Mentre nel salto in lungo donne abbiamo visto un salto, troppo il tabellone è sempre girato dall'altra parte, quindi non ci è dato sapere per il momento. La numero 30 si tratta di Paola De Santi della Ideal D'Or Libertas San Biagio, che al secondo salto si esprime a 4,11, una delle due società venete presenti a questa finale nazionale, la Ideal D'Or Libertas San Biagio, che molto punta soprattutto sul settore amatoriale ma anche sul settore giovanile, società trevigiana. Ora è in pista per la Giovanni Scavo Giovanna Aragozzini, che è un personale di 4,18. (3,66) la misura di Aragozzini. E ora il turno di Patrizia Pasini, secondo salto per lei, 4,24 di personale. Un buon salto di Patrizia Pasini, vediamo la misura perché 4,24 è il suo personale. Vediamo che cosa ottiene con questo secondo salto l'atleta bresciana della Virtus Castenedolo, 4,21, quindi molto vicina al suo personale, a 3 cm del personale. Vediamo ora il salto di Gioia Ferrari dell'Assi Giglio-Rosso di Firenze. Buono anche il salto di Gioia Ferrari, personale di 4,59. Questo sembra leggermente inferiore, ma pur valido. (4,38) il salto di Gioia Ferrari. Siamo sempre nel lungo, si sta misurando il salto di Maria Luisa Giudici del Santa Monica, 4,38 anche per lei, a pareggiare il risultato della
concorrente che l'ha preceduta. Marisa Tavoso del New Food Verona, un personale di 4,19 in pedana nel lungo. Mentre sta volgendo al termine la gara del peso femminile nella prima serie, e è iniziata anche la seconda serie del salto del lancio del disco maschile. Barbara Ferroni, Virtus Carpenedolo. Una misura di 4,47 per lei, miglior misura quest'anno. Sembra leggermente inferiore questo salto dell'atleta bresciana. ,78 per lei, per l'atleta bresciana. Ora è il turno di Giuseppina Malerba della SEF Macerata. Intanto ci hanno portato il risultato dei 100 piani donne, e la vittoria è andata a Susanna Giannoni dell'Assi Giglio Rosso Firenze SF55, che ha corso in 14 netti e ha realizzato 100 punti davanti a Marinella Signori Virtus Castenedolo 13,66, 99 punti, Anna Micheletti Roma Atletica 15,20, 98 punti, SF60. Premiazione di questa gara tra qualche minuto. Inge Ploner Sud Tirol Team Club in pedana. Un buon salto questo della parte dell'atleta altoatesina, che si presenta a questa gara con un personale di 4,15. ,92, non molto lontana dal proprio personale Ingrid Proner. Ora sarà il turno di Antonella Giulivi della Vittorio Alfieri di Asti, che ha un personale di 5,10, quindi attenzione a questa atleta. 5,10 di personale per Antonella Giulivi, è l'atleta più accreditata di tutte le concorrenti in gara, SF 35. Purtroppo bandiera rossa, va a calpestare la plastilina, quindi non buono questo salto dell'atleta piemontese. Mentre si stanno preparando le concorrenti delle 5 serie dei metri 400 donne. E nel lungo è in pedana Francesca Cammelli. Francesca Cammelli, che veste la maglia dell'Atletica Pistoia, ha un personale di 4,61.
4,88 per Antonella Giulini, per Francesca Cammelli. Ora sarà il turno di Susanna Tellini dell'Atletica Ambrosiana, che ha un personale di 5,11. Attenzione anche a questa atleta, 5,11, è lei l'atleta che ha la miglior misura di accredito. Anche lei arriva a sfiorare la plastilina, ma si alza la bandiera bianca, quindi buono il salto dell'atleta milanese. 5,11 di personale, questo mi sembra un po' inferiore ai 5 metri, vediamo se è così. ,4,83 per Susanna Tellini. Seguiamo anche il salto di Elisabetta Dodi della Trieste Atletica, che si presenta con 4,87, quindi potrebbe anche lei inserirsi nelle zone alte della classifica, almeno per quanto riguarda le misure. Poi abbiamo visto, come abbiamo visto nei 100 metri, che la gara può essere anche vinta per la questione delle compensazioni, non da chi ottiene il miglior risultato tecnico. Buono anche il salto dell'atleta triestina Giuliana, 4,87 è la misura con cui si è presentata questa gara, un salto di 4,53 per lei. Intanto vediamo che sono quasi pronte le concorrenti della prima delle 5 serie dei metri 400. Quella che vediamo, andiamo a vedere all'interno del campo, c'è il podio, la premiazione dei metri 100, terzo posto per Anna Micheletti della Roma Atletica con 15,20, 98 punti, al secondo posto Marinella Signori della Virtus Castenedolo con 13,66 e poi vince la gara con 100 punti Susanna Giannoni dell'Assi Gigliorosso Firenze. Ora che sale ora sul podio, l'ipotetico gradino più alto del podio, dicevo, della gara di 400 metri che sta per partire. Andiamo, se possibile, con le immagini alla partenza dei metri 400, dove si stanno preparando le concorrenti della prima serie